Come ogni anno nelle principali piazze italiane, torna l'appuntamento con la mela di AISM. Insieme facciamo sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire i servizi alle persone colpite, soprattutto giovani tra i 20 e i 40 anni. Scopri dove trovare il tuo sacchetto di mele su aism.it/mela. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti? Tre, due, uno, Siusi e Patrizio News, Tegli del Turismo. Cominciamo con una notizia. Sì, stavo leggendo, ma... Sì, ho un bellissimo titolo. Divieto di focaccia. Fa ridere, eh? No, sì. Vabbè, diciamo spiegando, vuole dire che se avete un po' di pazienza e siete dei turisti un po' barboni e fricchettoni come noi, ancora pochi giorni e potremo tornare a Portofino. Perché? Che cosa è successo a Portofino? Perché il 30 settembre scade l'ordinanza del sindaco di Portofino che proibiva di chiedere l'elemosina, consumare cibo per strada, sedersi per terra sui gradini, sui muretti, passeggiare a torso nudo, in costume o scalzi, altrimenti una multa fino a 500 euro. Ho capito. La stessa cosa anche a Camogli, dove tra l'altro è vietato anche di consumare la focaccia seduti sul classico muretto. Perché uno va a comprare la focaccia e poi la mangia. Però deve continuare a camminare perché non si può. A questo proposito però l'avvocato di strada Antonio Mummolo dice che chiedere l'elemosina non è un reato e quindi non può essere vietato. Questo anche dal punto di vista sociale. Però e quindi come si fa? Per esempio a Venezia c'è stato il caso, no? Cioè il caso che si mangia, la gente si porta da casa il mangiare, addirittura non va neanche a comprarlo nel negozietto. È così. Comunque a Venezia è consentito fare più o meno tutto quello che si può, mentre invece sono scoppiate quest'anno moltissime polemiche nei bagni, negli stabilimenti balneari. Sì, perché? Perché alcuni gestori impedivano alla gente di portarsi da casa la focaccia. Ma se mangiava la focaccia sul bagnasciuga, il bagnasciuga non è mica... No, il bagnasciuga è libero per tutti, anche se i gestori a volte... Ma invece dove ci sono gli ombrelli? Non puoi portarlo, e invece lì ci sono delle diatribe, insomma... Vabbè. Va bene. Siamo messi così. Fammi dire un'altra cosa velocissima, poi ti lascio la parola perché questa non me la posso dimenticare. Domani a Possagno, al Museo Canova, bellissimo, dove ci sono stato io con Slotur Padano, c'è l'ultimo di una serie di spettacoli teatrali che hanno animato la Gipsoteca, cioè la preziosissima raccolta di modelli e calchi di gesso nel giardino e anche nella casa del Canova. E niente, è una rassegna, si chiama Mitos. E che tipo di spettacolo è? È un'occasione per, diciamo così, farsi un bagno nell'arte in questo contesto stupendo, rievocare i miti e niente, il museo animato, bellissimo. Bellissimo, bella idea. Allora, allarme, oggi veramente siamo overfunging, questo è un titolo che è dato. Sì, l'ho fatto io, overtourism, overfunging. Che cosa vuole dire? Vuole dire questo, quest'anno il clima in molte zone è stato propizio per i funghi e allora ci sono un sacco di funghi, allora i boschi vengono presi d'assalto e i cercatori di funghi vengono da tutta la Lombardia, per esempio in Valtellina e ci sono state risse, incidenti, addirittura morti. Sì, purtroppo sì. C'è chi va a cercare i funghi al buio, di notte, per anticipare gli altri che verranno, no? Sì. E poi magari cade in un burrone. Oppure c'è stato che è stato aggredito e rapinato dei funghi raccolti. Cioè una follia. Ci sono stati 5 decessi legati alla raccolta, alla ricerca. Sì, gente che gli viene uno stropone, senza contare che bisogna fare attenzione ai funghi velenosi. Tant'è vero che ci sono appunto l'ASL eccetera che dà informazioni. Gratis.
devi vedere e certe cose che sono rimedi insomma più o meno casalinghi eccetera, come per esempio il fatto del fungo che cambia colore o del lasciate perdere, non va bene perché non sono abbastanza, e poi chiamate il 118, però ragazzi basta, cioè l'overfunging basta, cioè stiamo diventando matti. Il fungo che è una così bella cosa rilassante sta diventando una nevrosi. Vabbè, altra notizia, questa volta sono tutte più o meno brutte, però... Ah, ancora? No, ma qui c'è però il lieto fine. Vabbè, meno male. Allora, l'inverno non fa abbastanza freddo, d'estate fa troppo caldo e quindi in montagna, nei boschi, è arrivato il bostrico. Cos'è? È una bestia terribile. È terribile. Che praticamente ammassa le piante. Come è fatto? Come è fatto non lo so. È un insetto? È un insetto. Ah, sì. Ecco. Allora, ha fatto più danni, pare, della tempesta Vaia tra le province di Trento e Bolzano. Ha distrutto almeno 4.000 ettari di bosco. Allora, la soluzione è stata in parte trovata, nel senso che bisogna ripiantare un bosco biodiverso. Nel senso che hanno piantato negli ultimi anni. Ci siamo arrivati finalmente. Sì, solo abeti rossi. Certo, perché gli abeti rossi poi si tagliano e vengono usati, eccetera, eccetera. No, vengono usati, vengono piantati perché poi vengono usati. E il bosco è un'altra cosa. Il bosco è fatto di essenze diverse, il bosco è fatto di un sottobosco, il bosco è fatto di tanti tipi e specie diverse di piante. Un bosco è un bosco. Oh, ti calma però, sì, ok. Hanno capito che bisogna ripiantare assieme agli abeti rossi larici, abeti bianchi, cirmoli, betulle e anche faggi. Sì. A questo proposito io sono andato appunto nei luoghi della tempesta Vaia e a livello di rimboschimento ho imparato un sacco di cose interessanti. Fai vedere il filmato. Sì, anche io sono andata poi nei boschi veri. Ecco, capito, io e anche lei. Anch'io. Nel territorio dei 7 comuni non esistono castelli di nobili, ville di signori né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti, come ad uso antico. Mario Rigoni Stern. Che bellezza, che terra! Più di 30.000 ettari di bosco, poi sono tutti pascoli e qui ci sono 150 malghe che gestiscono questo territorio. Ma questa terra di chi è? Questa terra è degli antichi abitatori, praticamente è dei residenti dei vari comuni. I proprietari di questi terreni sono i residenti, sono infatti dette proprietà collettive. In base agli usi civici, i residenti si dividono le risorse del pascolo, del legnatico e dei frutti del bosco. Ricapitolando, è una proprietà collettiva gestita dai comuni poi, ecco, no? È gestita, diciamo, su delega non scritta, ma comunque di consuetudine dai comuni. Tutto discende dal diritto germanico, portato qui dai Cimbri 1000 anni fa. Sì, anche di più, probabilmente proprio il fatto della cultura cimbra, tedesca, eccetera, di non riconoscere la proprietà privata, di dare alla proprietà una valenza collettiva, un interesse collettivo, sicuramente è alla base di questa situazione. Insomma. La cosa importante è che nessuno qui ha il diritto di costruire un condominio. E questa è una grande fortuna. Quindi diciamo che queste regole qua, da un punto di vista ecologico, hanno salvato il territorio. Certo, hanno salvato il territorio insieme alle malghe, perché ricordiamoci che l'ambiente, il territorio, non è un qualcosa da lasciar lì abbandonata, l'ambiente non è un qualcosa che si dice, guarda, no, deve essere coltivato, dell'ambiente fa parte anche l'uomo. L'uomo e la vacca. Sì, volevo dire che anch'io sono andata in Casentino e lì la storia, e ci sono appunto i filmati su YouTube, no? Li potete trovare, no? Quelli legati alla Toscana diffusa. Ebbene, lì ci sono stati i frati, i domenicani, eccetera, che hanno da sempre curato il bosco. Curato vuol dire non usarlo, lasciarlo crescere. No, usarlo sì, ma però... Usarlo per la parte che può essere usata, ma lasciarlo crescere, lasciarlo in pace.
Finiamo con la notiziona però. La notiziona è che se volete cercarci, ci trovate. No, e siamo molto contenti di questo perché non teniamo solo per noi i nostri filmati, ma a questo punto li potete trovare, tutti quelli che sono liberi, su Per Caso TV su YouTube, oppure su Amazon Prime, digitando Susie Bledi. Beh, non solo. Oppure su questi altri TV, come si chiamano? Vabbè, insomma. Come si chiamano? La notizia, le piattaforme, eccetera, Samsung, eccetera. Da una collaborazione con Digital United Studios, è nata Per Caso TV. Esatto. E appunto ci trovate, come stavi dicendo tu, sui televisori smart, l'ho già detto. eccetera. E Samsung TV Plus, Amazon Prime, YouTube, Rakuten TV e Plex TV. Quindi non dovete più dirci, no, ma dove siete? Ci siamo. Però c'è una notizia importante. Allora, sta uscendo proprio in questi giorni il mio libro su Dracula. Dracula non muore mai, eccolo, lo vedete. Lo potete trovare, è della Mondadori, quindi dovrebbe essere in tutte le librerie fra un po'. E poi successivamente, attorno al 5 di ottobre, ci sarà anche la presentazione del libro, sempre a Santa Maria la Nova, e andrà in onda lo speciale per la 7, Vampiro non per caso, lo speciale che ho fatto fra la Romania e l'Italia alla ricerca della tomba di Dracula. Va bene, con questo Columbus Assicurazioni vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Sì. Come ogni anno nelle principali piazze italiane torna l'appuntamento con la mela di AISM. Insieme facciamo sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire i servizi alle persone colpite, soprattutto giovani tra i 20 e i 40 anni. Scopri dove trovare il tuo sacchetto di mele su aism.it/mela. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?